Buonasera, bentrovati a Primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook e questa sera parleremo di un luogo molto importante per la salute non solo dei veneti ma di tantissime persone, e questo posto che parleremo oggi è lo IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto, e per parlarne abbiamo il direttore generale, la dottoressa Patrizia Benini, che la ringrazio. Buonasera, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito. La prima domanda che le faccio: come va in generale? Io faccio sempre questa domanda ormai ripetitiva. In generale come va? In generale è dura, però lo IOV è una struttura che poi avremo modo così di parlarne insieme, che sta crescendo in continuazione, quindi questo è stimolante sia per i professionisti, credo che sia di interesse anche dei pazienti, perché ricevono risposte sempre aggiornate, sempre innovative, ed è il nostro compito, essendo noi un istituto esclusivamente per l'oncologia. La domanda non era inerente, perché poi dello IOV parleremo, era per rompere il ghiaccio, sa, nelle chiacchierate era per rompere il ghiaccio. Le faccio vedere il titolo che ho messo, mi dica se lo condivide oppure meno, chiedo alla regia se può già mettere lo IOV, il top nell'assistenza e nella ricerca. Le piace come titolo? Il titolo è bello, diciamo che è forse anche un po' un auspicio, un obiettivo che noi dobbiamo perseguire, no? Vuole che lo cambiamo? Il top, diciamo verso il top, forse sarebbe... No, non è bello mettere verso il top, è più... Però insomma il top vuol dire che hai raggiunto un livello dove poi magari ti mancano anche gli stimoli, no? Invece io sono dell'opinione che in questo momento intanto noi come IOV dobbiamo effettivamente ancora crescere, e stiamo crescendo, ma soprattutto abbiamo un obiettivo di crescere e quindi di andare verso obiettivi sempre più stimolanti e sempre più in alto. Il top in questo momento siamo tra il top. Io ero convinto che lo IOV a Padova, e non solo a Padova, a Castelfranco, anche a Schiavonia, fosse già al top. Ovviamente c'è sempre da migliorare, perché poi ovviamente la tecnologia cambia giorno dopo giorno, dunque in virtù di questo cambia tutto. Lei ha un bel curriculum, ho visto il suo curriculum, non volevo metterlo in grafica, però è talmente lungo che è a 4 pagine, è impossibile. Ha avuto una bella storia lei come medico. Iniziamo da qui. Sì, diciamo che io ho scelto di fare il medico e come mai nasce questa volontà? Ma insomma, nasce abbastanza casualmente, perché era in ballottaggio con giurisprudenza, quindi due mondi un po' diversi. Ha l'aria un po' di avvocato, Ma infatti io ho sempre scelto, poi quando ho fatto medicina, di fare, il mio obiettivo era quello di fare la direzione di un ospedale. Quindi non pensavo di fare ulteriori carriere, non avendo io in famiglia persone che avessero un'esperienza in campo medico, quindi era un campo, un ambiente per me sconosciuto. E poi ho scelto di fare una cosa un po' difficile, perché ho iniziato a fare medicina nel 78, dove non c'era il numero chiuso, e l'unico allora in Italia che aveva il numero chiuso era l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e quindi ho fatto il concorso per entrare là, con una grossa difficoltà, perché insomma la mia famiglia è una famiglia di operai normale, e siamo 3 figli, quindi però sono riuscita a entrare, e grazie anche a una situazione economica non brillante ho sempre potuto avere un aiuto da parte dell'università, e poi ho iniziato lavorando, cioè io al 3° anno dell'università ho fatto il direttore di uno dei collegi dell'Università Cattolica, quindi il mio primo budget l'ho fatto all'interno dei collegi. E mi piaceva organizzare, insomma. Ho iniziato a guadagnare prestini. Ho iniziato a guadagnare, più che a guadagnare, diciamo sì, a mantenermi, sì. sempre poi con l'aiuto della famiglia, perché insomma, non era esaustivo, però insomma, almeno il vitto e l'alloggio erano garantiti. E quindi mi sono laureata in medicina in Cattolica, poi ho iniziato a fare neurologia, perché pur volendo fare il direttore degli ospedali ho sempre pensato, beh, però il direttore è uno, e se non arrivi in quel posto lì cosa fai? Io avevo bisogno di lavorare, ovviamente, e allora ho detto va bene, facciamo una cosa che non sia proprio troppo azzardata. Neurologia era interessante intanto, ma anche un ambito dove pensavo, insomma, iniziamo con un martelletto e una lucetta e avrei potuto comunque guadagnare qualcosa. Quindi mi sono laureata specializzata in neurologia, ma nel frattempo mi avevano proposto di entrare in direzione sanitaria del Gemelli.
E allora al mio 4º anno di specialità ho fatto questa scelta, ho iniziato a frequentare la direzione sanitaria del Aveva già Gemelli. delle qualità da giovane, insomma, Insomma, si vedeva che forse mi piaceva. Questi incarichi importanti, vuol dire che Insomma, mi piaceva organizzare, ecco, diciamo questo, e oggi, già allora era importante per il sistema cercare persone che avessero proprio la voglia di organizzare e fossero anche un po' innamorati del lavoro che avrebbero poi fatto. Teniamo presente che una direzione sanitaria è un ambiente sempre molto, chiamo, crudo da un certo punto di vista, non hai il contatto diretto col paziente, non hai la riconoscenza direttamente del paziente, tu ti confronti con gli operatori, con i primari, col personale medico, col personale del comparto, infermieristico in particolare, quindi insomma devi anche avere una certa tenuta, perché non è che poi vengono a dirti come sei stato bravo. Allora, se le cose funzionano è sempre qualcun altro, se le cose vanno male è colpa della direzione. Tua, è nella vita che è la vita così. Però insomma, quindi ho fatto questa scelta, sono rimasta in direzione sanitaria, l'allora direttore sanitario del Gemelli che voleva e preferiva insomma avere delle persone che avessero una prima esperienza clinica, perché riteneva che avere un'esperienza sul campo aiutasse anche a capire i problemi della struttura. Mi mandò a fare per 2 anni il direttore sanitario di una struttura di riabilitazione a Vasto, Marina, con una convenzione con il Policlinico Gemelli. Quindi io facevo 3 giorni al Gemelli e 2 giorni a Vasto per 2 anni, avanti e indietro con il pullman che attraversava tutta l'Italia. Ed è stata un'esperienza interessante perché ovviamente avevi la responsabilità, però avevi la copertura di una direzione sanitaria che mi aiutava, soprattutto un collega con cui poi ho avuto modo di lavorare oltre nel tempo, che mi ha veramente formato nella mia professione. E senta, se leggiamo tutto il curriculum non ci bastano le 2 ore di trasmissione. Poi sono arrivata in Veneto. Poi è arrivata in Veneto. Senta, è cambiata la medicina da quando lei ha iniziato la chirurgia, soprattutto al di là ovviamente della tecnologia moderna che sicuramente c'è ad oggi, essendo cambiata, come è cambiata secondo lei? Allora, intanto sicuramente è cambiato l'approccio all'erogazione delle prestazioni, cioè, oggi c'è molta più, come ricordava lei, tecnologia, c'è molta più multiprofessionalità, ci sono molte più specialità, quindi c'è una pluralità di persone che si preparano e sono preparate per seguire magari anche solo una tipologia di patologia. Una volta era più, non so, il chirurgo era un po' più tuttologo, oggi abbiamo il chirurgo specialista dello stomaco, specialista dell'esofago, specialista del fegato, quindi c'è una parcellizzazione da un certo punto di vista, però c'è un'altissima professionalità dall'altro punto di vista. Senta, la prima domanda che mi viene da porle, ovviamente poi andremo parleremo in maniera molto esaustiva per quanto riguarda lo IOV. Ho sempre così, una domanda poi che faccio agli ospiti che vengono, ai primari, ai professori, ai chirurghi. Ci sono molti chirurghi che hanno una scuola non moderna nell'operare il paziente. Lo semplifico in modo da farlo comprendere ai telespettatori. Si prendeva, si tagliava. Oggi c'è la tecnologia, la laparoscopia e tant'altro che ti permette di non essere invasivo come lo si era una volta. Domanda, il chirurgo che operava aprendo il corpo umano è lo stesso chirurgo che oggi fa la laparoscopia? Ha delle difficoltà nel passare da un sistema all'altro? Se sì, come può ovviamente far sì che ciò non accada danni al paziente, o se è bravo e che riesce a concepirlo e capirlo rapidamente? Non so se sono stato chiaro nella domanda. Sì, è stato chiaro. Allora è chiaro che introdurre nuove metodiche, soprattutto in ambito chirurgico, comporta la necessità di avere dei periodi di apprendimento, anche per il grande chirurgo, perché passare dall'intervento a cielo aperto, quindi il famoso taglio, alla laparoscopia o oggi ormai alla robotica, soprattutto per alcuni tipi di intervento, necessita di una manualità, di una conoscenza anche della modalità di utilizzo della macchina, che non è che uno apprende solo perché la mattina si alza e c'è il robot. Quindi i chirurghi, chiamiamoli così, non sono illuminati, ma anche i più avanzati, fanno le curve di apprendimento, quindi iniziano a studiare, vanno nei centri o fanno venire
i tecnici in sede dove viene installata la macchina e cominciano a formarsi. Poi è solo l'abitudine, noi l'abbiamo avuto per esempio anche in IOV un nuovo robot 2 anni fa, e hanno iniziato, c'era chi è venuto da fuori che aveva già avuto questa possibilità di usare la macchina e quindi era ovviamente già pronto per usarla al massimo, e invece ci sono stati i chirurghi che hanno iniziato e si sono formati con molta umiltà, perché insomma No, credo... però il mio pensiero è uno che era abituato in una determinata maniera, comincia con la robotica e magari fa qualche danno, così bisogna riaprirlo. Sa, mi è venuto in mente questo da paziente, lei capisce che andando all'interno delle sale operatorie, insomma, puoi pensare, pensi di tutto, quindi uno può pensare che questo. Ma allora, pensare questo è nella natura delle persone e si pensa sempre che può succedere qualcosa, no? Però in realtà si comincia con interventi più semplici e poi via via si comincia con interventi più grossi. D'altra parte lo stesso rischio c'è con l'intervento aperto, cioè non è che uno va lì e fa il grandissimo intervento e tutto va bene, deve averne fatti tanti e allora poi può andare quasi a occhi chiusi, però all'inizio il rischio esiste per quel professionista, però il sistema attorno a lui fa in modo che venga orientato, perché altrimenti ci sarebbe solo un grande chirurgo, sempre quello, e gli altri non crescerebbero mai. La stessa cosa vale per le nuove tecnologie, no? Uno deve imparare e poi insegna. È così. Vabbè, adesso andiamo allora nell'azienda dove lei è il direttore generale, che lo è diventato proprio 2 anni ad oggi, insomma 2 anni fa, dunque è diventata, prima di entrare in trasmissione, diciamo un giorno più, un giorno meno, però insomma diciamo che da 2 anni è direttore generale dello IOV, dell'azienda dello IOV, insomma l'Istituto Oncologico del Veneto, e leggendo nel suo curriculum le prime persone che ha ringraziato, lei ringrazia comunque ogni incarico che riesce a ottenere, sono i genitori e la sorella. Come mai? I genitori e le sorelle, perché mi hanno permesso intanto di fare quella scelta iniziale, che è stata quella di partire da Arco, io sono trentina, e andare a Roma in una struttura che allora insomma era una struttura, come era anche oggi peraltro il Gemelli, molto molto qualificata, e quindi ho potuto fare una scelta anche economicamente insomma, impegnativa. Secondo, perché le mie sorelle, stando con i miei genitori, io ho ancora il papà che ha 97 anni, la mamma è mancata un mese fa, e mi hanno permesso di spostarmi in Italia, perché insomma i genitori, per uno che ha un senso forte della famiglia, sono un punto nodale da tutelare. E allora io ho potuto venire in Veneto nel 94, girare il Veneto, sapendo che loro erano accuditi dalle mie sorelle. E quindi il ringraziamento dovuto. Il ringraziamento dovuto. Vabbè, poi entra allo IOV, che lo IOV ricordiamo è nato nel 2005. Lo IOV nasce come istituto a carattere scientifico, il riconoscimento è proprio del 2005, del marzo. Tra i fondatori il professor Ermanno Ancona, anche tra l'altro. Sì, commissario, Ancona fu direttore scientifico, il commissario fu il professor Muzio, che nel 2004, attraverso la costituzione di un consorzio, iniziò l'avventura, insieme ovviamente alla regione, della costituzione di questa struttura che non c'era. Quindi fu fatto il commissario di questo consorzio. Nel 2005, a marzo, quindi ormai stiamo per diventare maggiorenni, il Ministero riconobbe la caratteristica di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che è una peculiarità per l'oncologia. A fine 2005 iniziò il passaggio di una serie di strutture, quindi la vera costruzione dello IOV. 2006-2007 si completò di fatto nel 2009. E nel 2010 prese sempre il professor Muzio il ruolo di direttore generale, quindi finì la prima parte della costruzione dello IOV con la sede di Padova, perché lo IOV ha questa peculiarità, è nato per apposizione da strutture provenienti da altri enti, quindi la ULSS di Padova e l'azienda ospedaliera di Padova cedettero a questo costituendo istituto una quantità di unità operative di personale su Padova, quindi partì con 120 circa posti letto. Poi nel tempo, quindi nel 2015, fu costituita la Torre della Ricerca attraverso un affitto di un piano, di una struttura già esistente, quindi si allargò.
poi fu preso in affitto un'area amministrativa della provincia perché lo IOV non stava più, la parte sanitaria ha spinto fuori dalla sede di Padova la parte amministrativa. Poi il grosso fu nel 2017-18 quando iniziò l'attività a Castelfranco, quindi fu rifatta la programmazione regionale e allo IOV furono dati altri 160 posti letto che erano quelli di Castelfranco. Senta, dottoressa Mennina, cosa lo differenzia lo IOV da altri ospedali o centri di ricerca? Beh, allora, da altri ospedali e da altri enti lo identificano forse 2 o 3 cose. Primo, che comunque è un ente del sistema sanitario regionale e nazionale pubblico, quindi lo IOV non è un ente che nasce da fondazioni, non è privato, non è un convenzionato, è un ente pubblico come fosse una ULSS, pur essendo diverso perché è solo ospedale. Oltre a questo è un IRCS, come dicevo prima, è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi ha tutta una serie di, chiamiamoli così, obblighi di produrre ricerca, produrre pubblicazioni, fare sperimentazioni e dare al Ministero una rendicontazione, perché il Ministero a sua volta finanzia con la ricerca corrente e la ricerca finalizzata la ricerca proprio. Noi siamo deputati a fare un'attività che porti a trovare e sperimentare farmaci o comunque percorsi in modo da poterli traslare direttamente sul paziente. Quindi è la famosa ricerca traslazionale, cioè provare un qualche cosa che porti a una soluzione per quello che riguarda il cancro. Quindi sono anche i fondamenti costitutivi sono i fondamenti costitutivi, cioè i compiti dello IOV sono assistenza, ricerca, formazione, ma sono all'interno dell'assistenza la cura del paziente, ma anche promuovere la prevenzione e poi prendere in carico i pazienti con il follow-up. Quindi è un ambito molto ampio e noi abbiamo oggi 1300 circa dipendenti e loro sono tutti di fatto impegnati all'interno dei percorsi della ricerca. Anche nella sua programmazione, perché nella sua programmazione leggo che lei dice vorrei investimenti, ricerca, sinergia con altre aziende sanitarie e territorio, cioè una delle proprie peculiarità che lei ha come direttore di questa azienda. Sì, perché lo IOV è identificato dalla programmazione regionale come un hub. Hub vuol dire un centro di riferimento regionale, nella fattispecie riferito al Veneto, ma ormai sta diventando anche uno dei punti di riferimento nazionali. E noi non possiamo esistere da soli, primo perché la programmazione non mette all'interno dello IOV tutto, mette tutta una serie di cose, ma di altre ne ha necessità per poter avere il servizio completo al paziente. Per esempio, noi non abbiamo oggi la chirurgia toracica, non abbiamo la ginecologia attivata, non abbiamo il maxillofacciale, alcuni tipi di ortopedia oncologica, l'ortopedia noi non l'abbiamo. Allora noi prendiamo in carico i pazienti vengono valutati insieme all'azienda ospedaliera di Padova, perché per la maggior parte noi lavoriamo con loro. Si decide per ogni singolo paziente qual è il percorso più corretto per il tipo di problema che ha, cioè andare subito alla chirurgia, fare prima la chemio, fare la radioterapia, fare la neoadjuvante. Si decide il percorso e poi a seconda di dove è collocata l'attività migliore, il paziente viene afferito e poi torna per il follow-up di solito all'interno dello IOB. Quindi noi abbiamo la necessità di essere in questa rete per dare assistenza ai nostri pazienti, ma abbiamo un compito che è quello di fare formazione e di elevare il livello in generale anche delle altre oncologie, senza questo pensare che voglia dire lo IOB prende i pazienti dal territorio e li porta in sede a Padova o a Castelfranco, perché secondo me il successo più grande è quello di dare al paziente quello di cui ha necessità vicino a dove è. E la rete del sistema Veneto, soprattutto per quanto riguarda l'oncologia, è una rete molto diffusa. Noi abbiamo oncologie praticamente
molto presenti sul territorio. Allora il compito dello IOV è uno anche degli obiettivi che la Regione ci ha dato specificatamente nel 2022 e nel 2023, è quello proprio di fare accordi con le ULS, in particolare con la ULS del Veneto Orientale, che è quella che ha il confine col Friuli, per garantire agli oncologi un supporto, la possibilità di integrarsi con noi, tenendo i pazienti lì fin dove è possibile, certo, e invece facendoli afferire centralmente per quello che non è possibile fare lì, per poi rimandarli nel loro territorio quando il percorso, che può essere un percorso sperimentale oppure un percorso che ha necessità di tecniche o di competenze chirurgiche, oncologiche molto particolari, deve per forza essere fatto in una sede centrale. Cioè l'IRCS ha tutta una serie di filoni di sperimentazione che permettono di dare al paziente dei farmaci che non sono in commercio, che può fare solo lo IOV. certo. E quindi questo... Senta, prima della pubblicità mi viene così la domanda veloce. Ovviamente lo IOV ha molto meno rispetto all'azienda ospedaliera i tempi di attesa, perché lì il paziente ha necessità urgente. Percepisco che non abbia la stessa polemica che nasce ovviamente nell'azienda ospedaliera normale, dove i tempi d'attesa sono davvero lunghissimi. Allora, le aziende ULS normalmente, è ovvio, hanno tutta la massa critica di tutta la popolazione, quindi non è facile per loro poter rispondere a questa massa di richieste nei tempi che vengono previsti da chi prescrive. Noi abbiamo sicuramente una massa più selezionata, perché chi va allo IOV è un paziente o già seguito o che sa di avere una diagnosi, o comunque il medico di base o lo specialista propende per un'ipotesi oncologica. Quindi noi riusciamo a rispettare nel 99% le priorità B, che sono quelle entro 10 giorni, e poi le priorità più lunghe, a un mese, 90 giorni, quelle siamo al 100%, perché ovviamente il problema più grande è ti arriva la richiesta e tu devi essere subito pronto, no? Per fare questo. Lì è il problema più grande. Poi ci sono alcune situazioni in cui la carenza di specialisti si fa sentire anche allo IOV, e pensiamo a tutto il tema della dermatologia, soprattutto collegata al melanoma, che è il problema ormai diffuso ma sempre più emergente, dove non si trovano gli specialisti. Quindi lo IOV in questo momento riesce, soprattutto grazie all'aiuto e alla collaborazione con l'azienda ospedaliera, ma stiamo mandando anche i nostri a far crescere i dermatologi, per esempio nell'area del Piovese, di Piove di Sacco, e nell'area di San Donà, dove dovremmo fare questa sinergia proprio per creare maggiori livelli di eccellenza anche in periferia, cosiddetta periferia, perché poi il concetto di periferia... Lei lo sa che è piacevole ascoltarla, ma se facciamo così duriamo 4 ore sta trasmissione. Ma io sono, no, è piacevolissimo, a domanda rispondo. No, stavo scherzando ovviamente. Ho fatto il break per dire che andiamo in pubblicità, ma ritorniamo subito. Rimanete con noi, a tra poco.